Noi siamo i soliti, quelli così. Sono Giuseppe Niespolo, conosciuto come Peppe Calece. Ho deciso di candidarmi con la lista Quadrifoglio, guardando un poco la mia esperienza vissuta. Siccome io ero un ragazzo molto ribelle, mi sono reso conto che guardandomi attorno, quelle che io cercavo nel momento di difficoltà della mia vita, sul nostro territorio di Roccaraino non esistevano. E ancora oggi, che sono passati quasi 30 anni, mi rendo conto che siamo rimasti indietro. Allora, la ribellione degli anni '80 era più un fatto sociale. Fatto sociale significa essere aggressivo perché magari ti mancava qualcosa, magari ti venivi etichettato perché non facevi parte di uno status familiare. Venivi a mangiare le famiglie che magari in quel periodo erano più avvantaggiate rispetto a altri tipi di famiglia. Allora questo ti portava all'interno delle sofferenze che poi tu si mettevi con violenza, perché quello era essere etichettato, guardate, non è facile. Allora, quei ragazzi quando si rendono conto di essere etichettati, allora si entra in un meccanismo di pensare, tu pensi questo di me, allora io te lo dimostro. Anche se poi all'interno posso assicurare sono le persone più fragili, però vedi, qua è fondamentale di dire ma fammi fermare un attimo, fammi parlare con qualcuno. E queste sono le cose che sono mancate su questo territorio. Perché ragazzi a 16, 17, 18 anni è facile cadere in un meccanismo vizioso, perché poi alla fine è tutto un meccanismo vizioso, perché poi è cambiato. Prima magari venivi etichettato, oggi esiste il bullismo, un centro d'ascolto che nel momento chiunque può avere un problema nella vita, perché succederà tutto. Mi viene a mente che a Rocchi esiste di giorno solo nei momenti delle campagne elettorali, dopo si salva chi può e io questo non lo voglio perché con questa politica io l'ho pagato sulla mia pelle e non permetterò a nessuno figlio di mamma oppure bambino oppure vecchietta che pagherà quello che ho pagato io. Io oggi mi sono riscattato, ne sono fiero, ci metto la faccia, metterò a servizio la mia esperienza di vita, darò tutto affinché quello che è successo a me non potrà succedere a nessuno. Io sono stato sempre contro la politica, partiamo da questo, però con gli anni mi sono reso conto che le idee giuste, se tu non le metti in politica, nessuno te le porta avanti. Ragazzi, votate il Quadrifoglio e nessuno vi prenderà per i fondelli. Parole Peppo Calece. Noi siamo i soliti, quelli così.